Serie B-Win, tutti i colori della passione. L'ottavo turno del campionato di Serie B-Win propone lo scontro all'Ezio Scida di Crotone tra il Crotone di Menechini e il Bari di Vincenzo Torrente, reduce da 2 successi consecutivi, 10 punti in classifica, mentre la squadra calabrese ne ha 5 in meno e punta a tornare alla vittoria per guadagnare morale. L'arbitro è il signor Giacomelli di Trieste, partenza migliore per il Bari che al quinto sfonda sulla sinistra con Rivas, ma il cross dell'argentino risulta troppo profondo. Passano 20 minuti in cui non succede nulla e poi c'è la prima opportunità per i padroni di casa con Sansone che però si inceppa sul più bello, viene contenuto così dal debuttante Cepellini. Per l'arbitro non ci sono gli estremi per il calcio di rigore. Ci prova anche su palla inattiva il Crotone ed è Sansone che sugli sviluppi di questo calcio da fermo da parte di Loviso va vicino al gol con questo colpo di testa in tuffo. Andiamo a rivedere ancora una volta l'occasione per l'attaccante calabrese. Bari che si riporta in avanti con De Paula che al 33esimo scalda così le mani a Belez con questo sinistro poderoso su calcio di punizione. Grande la risposta dell'ex numero 1 della primavera dell'Inter e un minuto più tardi è sempre De Paula che sugli sviluppi del corner successivo mette alto di testa la disperazione del brasiliano. Sempre palla inattiva, è una gara abbastanza bloccata e allora ci vogliono queste soluzioni per provare a rompere l'inerzia. Qui è Abruzzese che si stacca più in alto di tutti ma non trova il bersaglio grosso. Nel finale si rivede il Bari con questa percussione di Donati, pallone per Bogliassino che prende la mira ma calcia addosso a Belez. Poi con un po' di affanno si salva la difesa del Crotone. Ultima opportunità in favore dei padroni di casa, va Loviso dalla lunga distanza e attento la Manna che con i pugni respinge. Inizia il secondo tempo con il Bari che dunque dopo una prima frazione abbastanza deludente si porta subito all'attacco ma dopo pochissimi secondi rischia tantissimo su questo controllo fuori dall'area di rigore da parte di Lamanna. Per poco De Giorgio non gli porta via la sfera, è un campanello d'allarme che però sveglia i ragazzi di Torrente che infatti si portano in avanti al minuto 57 con Marotta che difende alla grande la palla, sfera dentro per De Paula che 2 volte va a calciare, la prima su Belez, la seconda addirittura fuori. Incredibile l'occasione capitata all'ex attaccante del Padova. La risposta del Crotone su calcio di punizione con Khalil che mette paura alla Manna e però il preludio a un gol sì, ma quello del Bari lo segna Clayton Dos Santos con questo colpo di testa beffardo che scavalca Belez, non riesce a liberare la difesa del Crotone sulla punizione di De Falco. Davvero sfortunato il portiere del Crotone ma anche abbastanza insicuro nel farsi cogliere nella terra di nessuno. Per Clayton Dos Santos è il primo gol con la maglia del Bari. La reazione del Crotone tarda ad arrivare, De Giorgio però guadagna un buon pallone qui sulla destra portandolo via a Polenta, pallone al centro e Abruzzese per questione di centimetri non riesce ad arrivare sulla sfera. È un Bari che però controlla senza troppi problemi il risultato. Qui Marotta prova a fare tutto da solo, sulla respinta arriva Bogliassino, tiro raso terra respinto in qualche modo da Belez, poi era in fuorigioco Defendi che nel frattempo aveva preso il posto di Rivas. È l'ultima emozione della partita, il Bari porta a casa la terza vittoria consecutiva, sale a quota 14 punti, mentre per il Crotone un'altra battuta d'arresto e la classifica dice solo 5 punti.